Arriva il Santo Padre in una terra che ultimamente è veramente martoriata, e non solo dall'alluvione, ma anche da una cosa che noi conosciamo come la disoccupazione, ma a cui non eravamo più abituati. Sta crescendo ancora, non c'è solo la disoccupazione, c'è anche la sottooccupazione. Il Papa viene in un momento opportuno. Può suonare anche come una chiamata al risveglio, al dare di più, al fare di più. Benissimo, c'è anche per un'altra coincidenza, anche il governo si sente in obbligo di fare delle dichiarazioni, di emanare una normativa che semplifica, che richiama addirittura i pubblici poteri a favorire le imprese, il tutto da coniugare con una cosa molto importante, cioè il fatto che anche la Comunità Europea parla di Small Business Act, parla cioè di aiutare le imprese, di creare il clima adeguato alle imprese. Perché? E ritorniamo al Santo Padre, perché la famiglia è importante, perché senza occupazione le famiglie non funzionano, perché senza occupazione non c'è futuro, quindi una venuta direi provvidenziale, nel senso di un richiamo a tutte queste cose che ho detto, stando attenti appunto che il bene supremo, ed è questo forse il messaggio che va sottolineato, non è tanto l'economia, è l'uomo, ma anche l'uomo, il suo benessere dipende dall'economia e dall'occupazione.